Presidente, saluto a tutti e a tutte. Semplicemente per dire che lui si parla di immersione e di un centro, di centri immersivi che accogliono pubblici per qualche giorno, che mi si pare che all'Assemblea di Corsica, con l'attività in modo generale, ci tocca pensare, ma è stata detta appena, ma di insistere di più, ci tocca pensare l'immersione nella sua globalità. Quindi mica solo un cubo è un pretesto oggi, ma solo l'immersione in dei si centri qui. L'immersione parla bene di lingua corsa, di voglio rammentare perché è qualcosa che mi preme assai, di un contratto di no, un contratto tra lo Stato e la collettività territoriale nel 2016 per aprire scuole immersive pubbliche, pur se non portano mica quel nome di immersione, ma so parecchie scuole, so centinaia di scolari, di poi a parecchi anni, che battono tutti i giorni, che ridono, che giocano, camparano in questi centri immersivi, in queste scuole piuttosto immersive pubbliche, e permettetemi per piacere di rendere omaggio a tutti gli insegnanti di un pubblico che si battono spesso senza troppo mezzi a livello pubblico per l'immersione. L'immersione nelle scuole pubbliche, sa sperimentazione, posto che è rappresentata così con lo Stato, giunge a sovine. Dunque, quando noi pensiamo all'immersione, oggi c'è da voler pensare di noi l'accrescimento forte, potente dell'immersione in un pubblico a livello dello Stato, che giungiamo a avere la sperimentazione, non si può mica scaricare di sue responsabilità. L'immersione è stata fatta sui centri come Sauaglio, come Bastelica, e quindi noi a rendere omaggio a tutti quelli che fanno campare in modo quotidiano, che accogliano il suo pubblico e oggi di sicuro abbiamo un rapporto per accompagnare. L'immersione di noi, voglio pensare soprattutto a scuola corsa, so di noi tutte le iniziative associative che portano un modello educativo complementare, so qui per aiutare, so qui per mettere al servizio di immersione, e quindi noi rende omaggio a tutti gli attori che battono a pro di immersione. L'immersione di noi c'è un'iniziativa passo poco al Parco Naturale Regionale di Corsica con una chiama progetti, dunque so di noi tutte queste chiama progetti che la collettività Lampa, che istituzione legata alla collettività Lampa non gira l'immersione. Dunque c'è da voler in lesimana bene mica a presentare l'immersione unicamente come un centro, ma veramente come una politica globale generale. Una politica di lingua corsa sottopone, è stata detta appena in commissione, sottopone una politica come tutte le politiche generali con un po' di oggettivi, un po' di mezzi, con un calendario e una valutazione. Semplicemente per dire, e voglio rammentare quantunque, perché è importante di dirla, che la lingua corsa Sinawa, ed è sempre il caso, è stata elaborata da un consiglio esecutivo ma sotto una direzione di lingua. Quando c'è parecchie politiche pubbliche alla collettività che beneficiano di mezzi assai più importanti a livello istituzionale. Dunque un piatto mica un segreto che la collettività di Corsica e l'esecutivo è stata annunziata di noi in un documento di orientazione budgetaria con un documento di politica generale, per dire che la collettività e l'esecutivo sono in charge di riflettere una strutturazione più democratizzata, diciamo, più potente di lingua, perché tutto ognuno possa pigliare e mettere a soppetra nel suo muro che noi vogliamo costruire in giro a lingua. E dicendo per compiere di noi, è stata detta, ma ha rinforzato appena a proposito, che la SIPI per il EPR o per il contratto relativo all'insegnamento e all'immersione, che a politica di lingua potremmo domandare ciò che noi vogliamo allo Stato, potremmo in Parigi a domandare ciò che noi vogliamo allo Stato, ma ci tocca di noi a stabilire una politica importante verso la lingua, per dire allo Stato noi abbiamo il nostro basso, come abbiamo sempre fatto a Sinawa, vogliamo stabilire e securizzare un statuto di lingua, ma vogliamo soprattutto mettere in ballo una politica contrattualizzata con lo Stato. La collettività territoriale non può mica va senza lo Stato, non dico mica che non può fare nulla all'ingiro di lingua, ma cioè capisce, visto la potenza
pubblica di Stato, visto che l'educazione nazionale dipende dallo Stato, non possiamo mica va senza contrattualizzazione con lo Stato. Ora c'è parecchie contrattualizzazioni che sono pas finite, c'è da dire collettivamente, aiutando il Consiglio esecutivo, che noi possiamo andare, soprattutto a livello di ZPUR, per contrattualizzare con lo Stato in modo ambizioso, in giro alla lingua e in giro all'immersione. Ma sottopone di noi una strutturazione nuova a collettività di corsi che permette all'insieme della rappresentazione democratica di fare un passo e di fare un passo collettivo a pro della lingua. A ringraziarvi.